Buonasera a tutti, visti TV, ite novella de oie, di 13 di aprile 2020, Kimbe. Bene, bene. Diamo una cartella subito a Sadie, come si presenta a Saida nostra, si presenta che in questo bello chelo di voi limpio, basta che sera di aereo che è scolato, e le scritte sul volo sono tanto, vabbè, chi credete se sia chimica, spesso che va qualcuno che ha sa pazienza, da gettare roba chimica, io francamente no, la considero baggianata, se uno un po' pensa sa cartina de sol volo, so bene colata proprio, ammizza sa, aereo, e questo sono aereo che po' ossidazione, lasciano praticamente condensazione, lasciano la striscia di vapore. Bene, andiamo a vedere un'altra videata, ecco questa. Vediamo che non ha sul Sanavallo, proie, cocculato belle che potete dire, però abba non è mostrata. 6 gradi temperatura massima, 8 gradi temperatura minima. Trasa Carapura, de che 7 gradi massima, 8 gradi minima, vi pacco puso manco che a oie, solo che da al 2 in poi cocculata de su tutto. Bene, andiamo a sos appuntamentos. Allora, sul primo appuntamento, la Crasa qui sa manifestazione de sos pastores, che parte a Saldecchia e Mesa, in tres corteos, un da Saltogrill Villa Santa Serrenti, la località Zinniga Santa Giusta e poi Autogrill Tramazza. Tre cortei si incontreranno nella zona industriale di Terralba, dalla strada statale 131. Per i trattori verranno fornite indicazioni, eccetera, eccetera. Si chiede massima partecipazione a tutti. Bene, 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 bene. 4 aprile torniamo un pacchetto in dai secos, poi adesso date appuntamento, allora vamos l'appuntamento de Pasca de sos Pastores, questo è il dia 9, mercoledì 9 di aprile a Sasunichi, Sacchea de Santo Giovanni, organizza la Pompania de Santo Giovanni de su Salvatore. Tutti i pastori sono convitati alla Pasqua dei pastori, mercoledì 9 aprile, ore 11. Chiesa San Giovanni, poi vamos Attero, toccamento, assegnazione e convessiasa in Sanno Sata Domizza e 20 Kim, che chi diventa assegnata a una convessia in Sanno Sata deve presentare domanda. Sul modulo saporito si ritirano in Sacreia del Santo Iogli o Pettine a Calicone su comitato. Tocca depositare la domanda entro il 27 di aprile a 7 di 0. Poi vamos a giocare una crea perdita, che è la perdita se la ritirate, che è la caserma adesso carabinieri. Andiamo alla sua presentazione del suo libro, non è andata a finire, non la so idea, eccola qua. Associazione Culturale Achimus presenta la nuova opera di Giuseppina Badoneggio. Bitti 5 aprile 2025, ore 18, Cinema Ariston, via De Fenu. Modera Pacchetto Farina, relatore Franca Carboni, editore Anna Lisa Cucui, scrittrice Giuseppina De Logu, l'editore
Peppina Pala e Pacchito Farina. Va bene, aspettiamo la presentazione del suo libro. Andiamo a si stampa. Bambole di Betulla, Assiniscola e Bitti. Giuseppina Doneddu continua il suo viaggio nell'universo femminile. Apre con un doveroso omaggio a una delle più grandi donne albanesi, Madre Teresa, la nuova fatica letteraria di Giuseppina Doneddu. Bambole di Betulla, sottotitolo Il dignitoso riscatto della donna albanese. Comincia il viaggio così, con questo ritratto della fondatrice della congregazione delle missionarie della carità, che si era messa l'obiettivo di prendersi cura dei più bisognosi, che con grande umiltà era solita dire: sono una piccola matita nelle mani di Dio, poche pennellate per addentrarsi nel romanzo che Doneddu intesse partendo da storie di vita vissuta, storie di donne sconosciute che hanno patito mille sofferenze proprio in quanto donne, storie che diventano emblema universale dell'umanità. Emirea, Galena, Beriana, Nora, Clea e Belitta, tutte donne che hanno vissuto la loro esistenza al chiuso di piccoli villaggi al nord dell'Albania. Diviso in due parti, il romanzo racconta prima la fanciullezza e l'adolescenza delle protagoniste, poi la scrittrice passa la parola direttamente alle donne che in prima persona fanno conoscere la loro vita da emigrate in Italia. È un caleidoscopio di esistenze. Insomma, questo libro corale che scorre veloce con un linguaggio diretto, mai banale, sempre attento a ogni singolo passaggio. Già autrice di altri romanzi, al femminile, Giuseppina Doneddu prosegue così il suo viaggio senza frontiere nell'universo rosa, ancora troppo spesso dimenticato, ancora troppo spesso calpestato, va bene, sfruttato ed umiliato, eccetera, eccetera. Ad innantisi e faedamul de Domenico Mele, candidato sindaco Pobrulla, con la mia lista corriamo da soli verso il voto, sardista di lungo corso, ora con Democrazia Sovrana Popolare, già consigliere comunale tra i protagonisti dello SVOP TV, gli sgommati. No, non è una provocazione, c'è poco da scherzare, Nuoro è in caduta libera, c'è soltanto da piangere. La lista Democrazia Sovrana Popolare Sardegna è una cosa seria. Io sono il candidato sindaco e posso già assicurare che correremo da soli. Siamo contrari a qualsiasi tipo di alleanza o apparentamento. Dobbiamo rompere con l'andazzo generale. Per questo noi ci mettiamo la faccia. Domenico Mele ha un tono di voce perennemente alto, non riesce proprio a moderare gli acuti, tanto più che si accalora quando parla della città della cultura di Grazia Deledda e tutti gli altri giganti nuoresi che hanno fatto grande il capoluogo di provincia. Classe 1958, Moiadino di nascita, nuorese d'adozione, idraulico, già titolare dell'impresa un tempo fiorente. Domenico Mele è abituato a fare la spola con Roma, vanta un lungo passato da sardista, una vita nel Pisdaz. Mario Melis è stato il mio maestro, sentenzia senza dilungarsi troppo. Consigliere comunale, quando sindaco di Nuoro era Forteleoni. Mele ha sempre alzato la voce per il bilinguismo, per difendere e valorizzare il sardo, oltre che l'economia. Mele è salito persino alla ribalta nazionale del 2011 come domenicheggio ai tempi dello svolto satirico Gli Sgommati, in onda su Sky 1. Allora il suo pupazzo Pastore prendeva a scappellotti il ministro Giulio Tremonti. Ora Domenico
Domenicheddu Mele vuole dare uno scossone alla politica nuorese. E va bene, va bene. La truffa della ballerina Miette, cioè della ballerina Miette, 9 vittime, non essere ballerina che si chiama Miette, ha un nome simile, Manuel Miette. L'ex sindaco di Gairo Roberto Marceggio si è rivolto alla procura. Liana ha colpito anche in Ogliastra. La richiesta di supporto social alla finta ballerina ha tratto in inganno migliaia di utenti. Nella rete del truffatore sono finite anche sindaci e sacerdoti in Ogliastra. Una volta aperto il link farlocco sullo smartphone si è annidato un virus che ha permesso all'hacker di agire da remoto e inviare a tutti i contatti richieste di denaro sotto forma di messaggio sulla chat. Tra le vittime della truffa anche Roberto Marcello, ex sindaco di Gaio, che ieri ha trasmesso una segnalazione alla procura di Lanusei. Richieste di denaro sono arrivate anche all'account WhatsApp di Don Pietro Sabattini, parroco di Barissardo. Ho aperto il link e nelle ore successive, ha raccontato Marcello, sono stato inondato di messaggi da persone che mi chiedevano come potessero accreditarmi soldi, ma a rispondere su quella chat non era più il titolare del telefono, bensì l'hacker che indicava l'IBAN su cui erogare la somma. Ho appurato che l'IBAN corrisponde a un conto aperto in una filiale Fineco di Roma, ha detto Marcello. Gli esperti avvertono che l'unica arma possibile per difendersi è quella di mantenere alta l'attenzione sulle operazioni che si compiono attraverso PC e smartphone. Vabbè. Oppala. Andiamo da innanzi nucleare, vabbè, questa è politica complessiva, però scapitati in ocche, lo leghiamo, Arera via libera al bonus bollette, contributo da 200 euro per la luce, servizio di tutela della vulnerabilità, cala del 9,9% il prezzo del gas. Vabbè, nucleare, Urso, reattori small modular ai RAI. Il ministro del governo ha deciso di riprendere la strada della produzione, ma potete scrivere, non esiste nemmeno. Il governo ha deciso unanimamente, approvando in Consiglio dei Ministri un disegno di legge importante, direi storico, di riprendere la strada della produzione energetica nucleare con i reattori di nuova generazione, che non esistono. L'ha dichiarato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell'incontro promosso a Parma da Fede Alimentare in occasione della giornata nazionale del Made in Italy, rispondendo ad una domanda sul possibile ingresso dello Stato in nucleo. Noi intendiamo realizzare in Italia è la prima si è formata con Enel, Ansaldo, Nucleare Leonardo, i reattori nucleari di nuova generazione, Small Modular Reactor, cioè di piccola dimensione, realizzati su base industriale componibile, adattabili secondo le esigenze e trasportabili all'interno di una tasca, di un container, ha spiegato Urso, e poi di supportare anche coloro come Neucleo che intendono realizzare i reattori nucleari di quarta generazione, addirittura, sempre di piccola dimensione, sempre componibili, adattabili e trasportabili, che possono, utilizzando il piombo, consumare persino le scorie nucleari delle precedenti generazioni. Mantenete bolla, spero, in un besezzo il voi. Aree idonee per le rinnovabili, le imprese sono pronte al dialogo. Cristini, presidente di ANIE,
chiede un confronto con la regione, insomma, non si sa che ne vero che possano avere regione. Le associazioni delle imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili provano a lanciare un appello alla regione. Discutiamo insieme come garantire adeguatamente le previste produzioni di energia per i prossimi decenni a difesa del territorio. Eliminare la retroattività nelle norme che regolano le aree idonee e non idonee sarebbe un primo passo. Andrea Cristini, ingegnere pugliese, fondatore ECEO, di alcune società che operano nel solare, propongono un dialogo con enti locali e regione. Sino ad oggi non ha avuto risposta ed è probabile che non la avrà a breve, almeno sino al pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legge 20. Solo dopo il dossier tornerà a animare il confronto politico in Sardegna. Vabbè. Salva casa, ecco qua, questa legge del Salvini che è stata modificata e comunque recepita in Sardegna. Salva casa in chiave sarda è pronto, sarà approvato dal Consiglio a breve. In commissione la norma che applica la legge nazionale dello scorso luglio, ma che modifica era fondamentale. Primo esame in commissione, assetto del territorio della legge che applica la salva casa alla Sardegna, un provvedimento fondamentale per l'economia della nostra isola. Così Roberto Liggioi ha definito il disegno di legge 83, che recepisce la legge approvata dal Parlamento a fine luglio dello scorso anno e promossa dal Ministero delle Infrastrutture Matteo Salvini. La legge sino a oggi non può essere recepita in toto dalla Sardegna perché va resa omogenea con la legislazione urbanistica ed edilizia della regione. E va bene, non basta agibilità. Allora, sono indicati poi il disegno di legge chiarisce tra l'altro la portata paesaggistica della disciplina del vincolo di inedificabilità totale nei 300 metri dalle zone umide e il concetto di difformità totale delle opere. Sono indicati poi i casi di SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, le attività a edilizia libera, la definizione di intervento edilizio e le opere consentite negli immobili oggetto di condono edilizio. Particolare attenzione all'articolo 7 quater per l'agibilità degli immobili e per le deroghe ai requisiti igienico-sanitari e per le altezze ammesse, che in alcuni casi si fermano a 2,40 cm. Liggioi ha assicurato che l'iter di questo provvedimento sarà veloce, anche grazie al contributo dell'opposizione. Vabbè. Energia 100% green in Sardegna, scenario possibile entro il 2030. L'analisi del report del Politecnico di Milano: bastano 7 gigawatt di fotovoltaico e 4 di eolico. Si può dire addio alle centrali a carbone, le fonti rinnovabili sarebbero sufficienti. Più o meno coincide che sul progetto che ha approvato ieri. Si deve cercare un equilibrio con il paesaggio, le richieste eccedenti non andranno avanti. Pilo: è fondamentale evitare contrapposizioni e valutare i benefici socio-economici. Assalti ai portavalori e rapine, un legame tra l'isola e la Toscana. Nel 2021 l'operazione della DDA di Cagliari che portò all'arresto di 34 persone. La banda si finanziava con la cocaina e stava per colpire la Mondial Pol di Cecina. La Postrada cambia guida, vabbè, insomma, non capisco tutta la questione.
posto uno posto, magari ve lo posto pure in BCTV, De Brulla chiaramente, hanno stappato una berrita dimenticata da esso rapinatore. Oh, bene. Andiamo da innanzi, sì. ASL, ridurre i pazienti a 1200, impossibile se mancano i medici. De Lugo, responsabile di distretto, narra: prima vengono i cittadini, poi le altre esigenze. Carichi di lavoro insostenibili, 3 giovani camici bianchi si dimettono a Lippunti e Sorso. Vabbè, insomma, dai. Certo, 1000 km sono meta, però un sforzo si può pure. Allora, autoproduzione di energia, da domani 17 giugno, a partire dalle 12 di domani, le imprese potranno presentare domande per le agevolazioni ai programmi di investimento finalizzati all'autoproduzione di energia ricavata da impianti solari, fotovoltaici o mini eolici, per l'autoconsumo immediato e per esigenze di accumulo, stoccaggio dell'energia dietro il contatore per autoconsumo differito. La domanda deve essere presentata entro le 12 del 17 giugno su ministero www.minit.gov.it. Chiarimenti per le aziende, assicurazione catastrofi. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le prime FAQ sui temi connessi all'operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofici, introdotto dalla legge di bilancio 2024 e disciplinato dal decreto legge 1825. Si chiarisce tra l'altro che l'imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio di impresa anche se degli stessi non ha la proprietà, tranne quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa. A tirare soglia pochi prodotti. Tifosi respinti da Empoli, si ribella l'isola, tifosi su Cagliari chiaramente, nessun biglietto per i residenti nell'isola, Giulini rispetto per la Sardegna, i sostenitori rossoblù, partiamo lo stesso. La decisione del prefetto di Firenze, ordine pubblico, Todde dichiarazione inaccettabile. E cioè, Timen che li saccano una rapina. I tifosi del Cagliari con la nave o con l'aereo, forse anche a piedi, a Empoli ci saranno e ci saranno lo stesso. Saremo 1.000.000, faremo una festa fuori dallo stadio, dice Sergio dei Rossoblù, del centro di coordinamento dei Cagliari Club. La decisione del prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, vieta ai tifosi residenti in Sardegna la possibilità di assistere alla Computer Gross Arena di Empoli alla partita fra i toscani e Cagliari, domenica 6 aprile alle ore 15. Vietata la vendita dei biglietti a tutti i residenti in Sardegna. La decisione finale, dopo un vertice di 3 ore in prefettura a Firenze, arriva alle 20.05 di ieri. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale hanno partecipato i vertici di Polizia e Carabinieri, ha preso atto delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale del 25 marzo. Nel documento visibile sul sito dell'Osservatorio, il Comitato invita le leghe competenti ad allertare le società organizzatrici delle partite a non avviare la vendita di biglietti fra le partite interessate al provvedimento restrittivo anche Empoli-Cagliari, nonostante la totale assenza di rischi e gli ottimi rapporti tra le tifoserie. Su Empoli-Cagliari grava la segnalazione della Questura di Firenze, evidentemente su possibili rischi legati alla presenza dei tifosi in arrivo dall'isola, anche se in possesso della tessera identificativa del tifoso, e cioè iscritto a Passione Castello. Vabbè, i presidenti, Alessandra Todde era stata chiara, anche possibilista in mattinata, su un possibile passo indietro da Firenze.
e le sue parole, anche a tarda sera, sono rimaste attuali. Non sono accettabili discriminazioni sui sardi solo in quanto sardi. La decisione di penalizzare i tifosi del Cagliari Calcio è ingiustificabile. Chiedo al presidente dell'Empoli di rivedere la sua scelta e auspico una soluzione rapida e positiva della vicenda. Soluzione che allo stato attuale non sembra possibile. Tommaso Giulini, numero 1 del Cagliari, aveva parlato in mattinata di essere vergognosamente in attesa di un provvedimento ufficiale. Quindi la rabbia. Tra 4 giorni si gioca. In tanti si sono già organizzati per partire. Saranno costretti a rimanere fuori dallo stadio e protestare. Rispetto per la Sardegna. E vabbè, pare che il rispetto non venga. Comandini è un divieto ingiustificato, presidente del suo consiglio regionale. La politica, il Cagliari, i tifosi organizzati, esplode la polemica nell'isola. Pietro Pitalisi, denaro Pietro Pitalisi, una vergogna per i tifosi sardi e per tutta la Sardegna, sottolinea Pietro Pitalisi, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia. Numerosi sostenitori hanno già sostenuto significativi costi per acquistare voli o biglietti dei traghetti per supportare il Cagliari, animati come sempre dalla passione e attaccamento alla maglia. Pietro Comandini, un atto ingiustificato che danneggia e penalizza il popolo dei tifosi. Ugo Cappellacci, il presidente forzista, no a una discriminazione vergognosa verso i tifosi sardi. Carlo Fancello, l'avvocato cagliaritano ai vertici del tifo organizzato con il Cagliari Fan Club, afferma: siamo rimasti interdetti dal provvedimento restrittivo. Questa trasferta, considerata l'assoluta mancanza di rischi e attriti con la tifoseria dell'Empoli, era stata già programmata da Cagliari Fan Club, una gita festosa e così via, insomma, no, che va protesta da dai lontana. Giustamente Saviano fa discutere, critica e consensi all'autore di Gomorra. E beh, Saviano, questo divieto da parte dei Sempoli dipende pure da questa baggianata da Saviano. Soriga dice cose per lo più giuste. Soriga è di quest'idea. Desire Manca non ha autorità per affibbiare patenti criminali. È certo che non ha a Vanvera, cioè che fino a si è data in maniera non diretta, e sta nanne che ne narra, ma nanne però. Bolletta elettrica, arriva il bonus, parte da questo mese lo sconto di 200 euro per le famiglie con redditi bassi. Siamo già arrivati a 28 minuti, alla finire. Que vamos poi, Meloni, evitare gli strappi, difenderemo l'agroalimentare, siamo dai danni dei soldati o di Trump, e dimos che antesse esportazione de chi veste da Sardegna a America, allora i prodotti italiani, no, cosa sono italiani? Cosa esporta la Sardegna? 60% pecorino romano, 10% vino, 10,5% pasta, insaccati e carne 7,7%, olio 3,7%, pesce e crostacei 1,5%, frutta e ortaggi 1,3%, altro 4,8% chiaramente a cadere su pecorino romano. Trump dazi del 20% sull'import dall'Unione Europea, l'affondo del presidente USA. Siamo stati derubati per anni. Colpire e trattare. Bruxelles è la strategia dei due binari. Quanto pare l'Europa pure dazioso, ma insomma ti si tempo cercare di trattare corramente. L'obiettivo è equilibrare fra i Paesi membri gli svantaggi dello scontro. Difesa UE, coalizioni spaccate in tre.
E vabbè. Forza Italia e PD a favore, Lega a VSM 5 Stelle contrari, Fratelli d'Italia si astiene, Conte riarmo folle, e vabbè. Conscenco e Salvinscenco sono ovviamente a servizio dei Atterolo. Summit mondiale della disabilità, c'è anche la Sardegna, il vertice Marco Espa a Berlino con la delegazione guidata da Locatelli. Musk, io fuori dal governo, è una fake news. Nonostante le donazioni in Wisconsin, vince il giudice appoggiato dai Dem. Cioè ha dato 2 milioni di euro dopo aver vincere il giudice alla Corte Costituzionale, ma ha peccato una batosta. Dazi del 500% sui prodotti dei paesi che aiutano la Russia. Bene, e questo è Stati Uniti proposta bipartisan, la complessa dinamica negoziale tra Stati Uniti e Russia è un continuo alternarsi di aperture e prove muscolari. Stavolta a mobilitarsi sono stati i senatori americani che con una mozione bipartisan hanno proposto dazi del 500% sui beni importati dai paesi che acquistano petrolio, gas, uranio e altri prodotti russi per spingere Mosca a fare passi concreti verso la pace in Ucraina. Figurati, importa tabile. Allo stesso tempo, la porta del dialogo tra Casa Bianca e Cremlino resta aperta, come dimostra la prossima visita dell'inviato per l'economia di Putin, Kirill Dmitriev, a Washington per incontrare Steve Washington. Vabbè. Netanyahu, allora, il piano di Donald è per la Groenlandia, la Casa Bianca fa i calcoli, i funzionari preparano le stime per proporre un accordo alla popolazione dell'isola artica. E se no, annato chi è pronto a scalapicare. Netanyahu vola da Orban e sfida la Corte Penale. 40 morti nella striscia di Gaza, dove continuano i raid. Questo è puro. Nel facenne guerra, può salvare Tisse. Myanmar, bombe sui convogli di aiuti umanitari. Myanmar ex Birmania, il governo golpista praticamente e si chinna a bombardare, e non solo, ma bombardare fino a scorteo del mezzo che bisogna che sono aiuto umanitario. 3.000 vittime, giovane estratto vivo dopo 5 giorni. Mischino, questo ricadia già molto. Musk lascerà presto il governo e tornerà a gestire i suoi affari, le confidenze di Trump ai suoi smentite dalla Casa Bianca. Vabbè. Serve sita da che come pure. Macron su Le Pen condannata. La giustizia è indipendente. Il presidente parla per la prima volta dopo la sentenza. Questo è stato in bordo 2 milioni e passa di euro, quasi 3 milioni da Europa. La giustizia è indipendente, così il premio francese Emmanuel Macron si è espresso a proposito della condanna di Marine Le Pen all'ineleggibilità per 5 anni. Lo ha affermato la portavoce del governo Sophie Primas dopo la riunione del Consiglio dei Ministri. Il capo dell'Eliseo ha sottolineato 3 punti importanti a proposito della condanna di Le Pen. Ha spiegato prima citata, in primo luogo ha aggiunto la portavoce di governo, Macron ha affermato che la giustizia è indipendente, poi che le minacce rivolte ai magistrati che hanno condannato Le Pen sono assolutamente insopportabili, e infine che tutti hanno diritto a una giustizia uguale e che la legge è uguale per tutti. Esprimendosi per la prima volta dalla condanna di Le Pen alcuni giorni fa, Macron ha poi affermato che tutti coloro che cercano giustizia hanno diritto a presentare ricorso nei confronti di una sentenza che non ritengono equa è impugnabile. In ogni caso, i magistrati devono essere protetti, ha aggiunto il capo dell'Eliseo. Benedict de Pertuis
la giudice francese che ha condannato la leader della Rassemblement National a 5 anni di ineleggibilità con effetto immediato è infatti oggetto di pesanti minacce, tanto da indurre i servizi di sicurezza transalpini a rafforzare la scorta e i pattugliamenti sotto la casa di Parigi, cioè non agguanta condanna se quando sono a un certo livello, la condanna non bene, posso spoverito, posso scrivere una pudda, ma non posso scrivere 3 milioni di euro. Tancamos in occhio, siamo a 30 minuti addirittura, quindi oggi è durato fino al depruso e non diamo l'appuntamento torna a casa. A mentre vedrete, buon ascolto da Bizi TV, adioso e menzo a casa.